Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Battlefield 1. Oggi nuovamente canale di Suez, la partita sta per iniziare, perfetto. Partiamo subito con il nostro caro amico, eccolo qua, il nostro caro cavallo, Spirit Cavallo Selvaggio. Partiamo subito alla conquista dell'obiettivo E. Siamo modalità conquista, abbiamo 5 obiettivi, bella partita pronta per essere giocata. Prendiamo il nostro grande fucilone e partiamo, vai. Mi piace sempre giocare qui, canale di Suez, Fortezza di Fao. Sono mappe che adoro proprio. Vediamo un po'. Sono dir poco perfette secondo me, equilibrate. Intanto non mi sono preso la conquista dell'obiettivo E, cioè i punti totali. Comunque partiamo. Direi di affiancare diciamo la ferrovia principale e passare da questa parte, in modo tale da non farci beccare. Vediamo un po', andiamo verso l'obiettivo A. Ho comprato anche qualche arma nuova per quanto riguarda gli aeroplani. Ve la farò vedere dopo se abbiamo l'opportunità di prendere il volo. Vediamo un po', obiettivo B. Io direi di andare subito all'obiettivo A. Vediamo un po', andiamo verso l'obiettivo A. Intanto c'è già qualcuno lì. Quello era uno scout. Direi di non dare nell'occhio. Lasciamo il cavallo qui. No. Peccato. Ma chi è questo? Ah, è un cacciatore di carri, ragazzi. Ragazzi, era un cacciatore di carri. Quella specie di specializzazione ha bisogno di 4 colpi per essere buttato a terra. Sono tutti là i cecchini, eh? Mi sa che ci hanno visto. Vediamo se riusciamo a prendere quello. No, non è un... è qualche pianta, qualcosa. Non riesco a vedere questa distanza, siamo molto lontani. Vediamo però di fare un giro largo e di capire cosa possiamo fare. Ecco, vediamo di andare verso l'obiettivo A. Abbiamo qua anche questa specie di Mauser. Ragazzi, attenzione. Oh. Benissimo, ottimo lavoro. Continuiamo così con il catturare l'obiettivo A. Meglio dare le spalle, diciamo, alla collina, visto che c'è la trincea. Amico mio, munizioni, no? Tieni qua. Io do un'occhiata sempre qua intorno per capire se c'è qualcuno che si sta avvicinando. Vediamo. Tanto abbiamo una granata anticarro leggera, se dovesse spuntare qualcuno col carro. Oh, c'è qualcuno, ragazzi. Ragazzi, c'è qualcuno. Non riesco a capire dove. Se n'è andato. Meglio stare bassi. Ah, l'hai visto? Ah, eccolo che si avvicina. È arrivato. Spara, spara. Grande. Bene, conquistato obiettivo A. Ottimo lavoro, veramente. Oh. Meno male che ho lanciato lì quella specie di sacca di band, diciamo. Allora, vediamo di passare adesso in rassegna all'obiettivo B. Stiamo perdendo l'obiettivo Alfa. Eccoli che si avvicinano di nuovo, ragazzi. Obiettivo Alfa sotto attacco. Vediamo perché arrivano. Attenzione. Tentato con la granata, ma mi sa non ce la facciamo. Attenzione, ci hanno ripreso l'obiettivo A, ma saranno tantissimi io che vado a fare con sto fucile. Maledizione. Questo fucile è scomodissimo. È solo, diciamo, discreto dal cavallo. Ma come fa a togliermi molto di più lui? Dov'è? Maledetto. Dai.
Grandioso. Abbiamo ucciso. Stiamo attenti ora. Vediamo di cercare. Vediamo se possiamo riconquistarlo, ma sono troppi. Vediamo se possiamo andare in maniera furtiva alla Hitman. Prendiamoli di dietro. Da dietro. Sanno che siamo qua. Mamma mia, gli ho spaccato proprio la testa in due come un melone. Bene ragazzi, continuiamo. Mettiamoci qua con calma. Altro soldato che si sta avvicinando. Ehi, di nuovo qua sei. Vediamo un po'. No. L'ho sbagliato. Come ho fatto a sbagliarlo? Peccato. Non ce la facevo forse a ucciderlo, però peccato veramente. Comunque l'obiettivo A penso sia saltato. Nonostante le 3 uccisioni. Oh, nuovamente il cavallo. Però più che cavallo spawno qui con il mio scout. Eccolo qua. E vado a dare la caccia a qualcuno. Attenzione. Oh sì, però vabbè. Non devo spawnare più qui direttamente. Meglio che cerco di ragionare un po' e di affiancarli, ecco, come dico io, senza gettarci nella mischia al solito. Non pensavo però che questa zona fosse così colma di avversari. Vediamo di girare dall'altra parte. Ecco, passiamo. Oh. Stella di servizio per l'M1903. Sì, davvero ho fatto tantissime uccisioni con questo fucile. Era ora. Ma c'è qualcuno che mi rompe le scatole. Che abbiamo qua? Ah, i proiettili K. Che non ci interessano. Là dentro sarà pieno. Oh. Bene, stiamo stravincendo. Allora, andiamo verso A. Vai, vai, vai. Abbiamo una bella granata adesiva. Questa pistola la devo togliere, però non è granché. Cioè, indoviniamo un colpo su 100. Vai, vai. Diamo un po' di supporto agli assalto che ci sono qua. Guardate un po' quanti ce ne sono lì. Anche il carro. Un altro laggiù. Non riusciamo a spottarlo perché... Ah, c'è... No. Non ho fatto a sbagliarlo. Ci uccide questo, eh? No, non ci uccide. Abbiamo fatto secco. Vai. Ah. Allora, con calma che ce ne sono tantissimi. Allora. Vediamo un po'. Da dove arrivano tutti sti proiettili? Che ho paura, sempre là dentro. Carro armato. Vediamo un po'. Oh. Ah, mancato. Niente. E là dietro ci sono le foglie maledette. Maledizione. Te. Ok. Abbiamo perso l'obiettivo eco. Ci credo. Dai, questo proiettile K. Quale proiettile K? Ricarichiamo il fucile normale. No, l'ho ucciso in un modo davvero fantastico. Attenzione. No, come ho fatto? Sembrava troppo bello. Veramente, quell'ultima uccisione con la maschera antigas, fantastica. Allora, spawniamo qua. Allora, no, è quotato a 0 che moriamo lì. Quindi... Ma con cosa spawniamo lì? Dai, spawniamo con l'assalto, almeno
qualcosa. Ah, veramente qua, senza aver dato un'occhiata al posto. No, invece. E invece. Che abbiamo qua? Ah, la rivoltella, quella lì per dare la caccia agli animali. Sì, questa qua in pratica la usavano un tempo per difendersi dagli animali selvatici, guardia caccia, qualcosa del genere. Ah, troppi. Almeno uno l'ho ucciso. Quest'altro. Allora, facciamo una cosa. Ci riprendiamo il cecchino. Ci andiamo su D. Ti prego, niente. Vediamo se ce ne possiamo andare su C. Facciamo marcia indietro, dai. Allora, obiettivo D. Chi c'è là dentro? Chi spara questo? Vediamo. Allora, lasciamo perdere, andiamo verso l'obiettivo B. Attenzione, attenzione. Chi c'è là? Oh, il carro, il carro. Ammazzalo, ammazzalo. C'è il carro. Tac. Guardate quanto danno che fa. 9 punti di danno. Altri 8. Dai. Li spreco tutti sul carro. Ultimo. No, l'ho mancato. Allora, vediamo. Chi c'è qua? Oh, ne ho presi due. Ma che forza! Cioè, con un colpo ne ho uccisi due? Sì, erano proprio sulla stessa linea d'azione. Aia. Bonus individuazione. Oh, dai da quello. Ah. Quanto stiamo facendo? 10, eh? Una granatina ci vuole. Bene. Ragazzi, alla grande, Ancora. Vai, vai. Mi piace tantissimo questo fucile. No. Dov'è? Sparite il cavallo. Mancato. Maledetto, stai fermo. E che fa il giro su se stesso. Difficilissimo prendere il cavallo. Niente. Oh, fare il cecchino è difficile, Vado a questo. Pizzica. Maledetto. Però ogni tanto diciamo riescono. Forza. Chi c'è lassù? Carro. Vai. Oh. Ma quanti ce ne sono? 3, uno accanto all'altro. Guardate. Tac. Quanti sono? Ah, ma sono quelle cose là. Vabbè. Sono quelle specie di esche. Ci sono caduto pure io. Comunque, quanto abbiamo fatto? 12-5, veramente stiamo andando bene. Oh, un carro, che ci prendiamo? Ci prendiamo il carro artiglieria. Dai, proviamolo, che è tantissimo. Perfetto, è quello che ha anche, sì. Il missile secondario. Vai. Questo è forte. Comunque, ogni tanto veramente col cecchino possono uscire cose fantastiche. Per questo vedo di prenderlo sempre. Proviamo un colpo a caso. Vediamo un po'. No, un altro. Tac. Niente. Attenzione, nemici a ore 12.
Nemici a ore 12, nemici a ore 12. Boom. Dove sono? Stiamo perdendo l'obiettivo Delta. Vai, vai, stiamo facendo 100.000 feriti. Oh, ci stanno rimontando la partita. Oh, chi c'è? Oh no. Oh no. 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 Andiamocene via e quello ci ammazza. Intanto abbiamo buttato qualche bomba a terra. Fermi qua, speriamo in nessun assalto. Là ce n'è uno, guardate quanti nemici. Questo carro è lento nella ricarica. Questo carro, questa specie di furgone. Però ha un'ottima potenza d'attacco. È un misto tra carro armato e artiglieria, diciamo, mobile. Sì, sì, per questo è ottimo. Vai. Vediamo se riesco a vedere dove si trova. Eccolo, è là. È laggiù. Oh, è qua. Ma avete visto? Vai. 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 No. Dai. Dai che andiamo su Battlefield Cinema. No, sì, Battlefield Cinema. Questo ci sta ammazzando. Andiamocene. Ripariamo. Dov'è questo? Ah, l'hanno ammazzato. Avete visto? Fantastico. Ne abbiamo uccisi 8. 6. 6 ne abbiamo uccisi. 6 uccisioni di fila. E allora, vediamo che si nasconde qua. Tam. Mamma mia. Ricarichiamo. Andiamo avanti. Oh, oh, sono tutti là, tutti là, tutti là, tutti là. Tutti là. Dai. Un po' di mitragliamo un po'. Oh, è un mortaio? No. Abbiamo perso l'obiettivo Echo. Cecchino là in fondo. Ucciso. Sembrava troppo bello. Che c'è? Altro carro. Chi c'è là sotto? Oh. Ancora? Ragazzi, veramente fenomenale. Oh, ecco da dove arrivavano i colpi. Da dietro. Aia. Aia, non lo voglio perdere, è troppo bello. Lo sapevo. Girati. No, male. Ma perché da dietro? Non era la nostra cosa lì, come si chiama? La nostra. Da dietro mi hanno preso. Io me ne stavo andando dietro proprio per essere salvato. Invece dovevo andare avanti. Ma chi lo sapeva? Però abbiamo fatto belle uccisioni, veramente. Delle belle uccisioni. Allora, adesso riprendiamo lo scout. Tentiamo di riprenderci. Allora, tentiamo. Vediamo se possiamo riprendere. Allora, sì, stiamo riprendendo la collina anche molto velocemente. Siamo supportati dall'intero team. Vediamo un po'. Levati. Abbiamo perso l'obiettivo Delta. Vediamo. Oh. Dov'è? Dove sono? Onu gördünüz mü? Onların askerlerinden biri. Abbiamo conquistato l'obiettivo Echo. Bakın, Cehriye'ci. Benissimo. Aspettiamo la preda, ragazzi.
Vabbè, ma ormai l'abbiamo preso. Oh, ma ci stanno rimontando. Vediamo se possiamo andare avanti. Ecco, con quel furgoncino abbiamo dato una bella scossa. Allora, A, B, C, D. Ce la riprendiamo, la D. E qua. Stava andando così bene. Dopo che ci hanno fatto saltare in aria. C'è là. No, dove il fumo. Oh, un cecchino. Ma che tiro alla testa, fenomenale. Vai, vai, saliamo qua su. Speriamo che è ancora integro. Oh, ma c'è qualcuno. No, l'ho visto alla fine. Peccato, peccato, dai. Ripartiamo. Allora, qua diamo un aiuto qua e vediamo di andare su A. Andiamo su A. Sta cosa. Abbiamo qua una mina. Vedo di andare su... addio, sono morto, sono morto, sono morto. E lui? Vieni qua, fermati. Ma non si ferma? Vabbè. Non volevo sparare con la pistola per non farmi vedere anche dagli altri, però erano troppi. Allora, facciamo una bella cosa. Ripartiamo col cavallo, visto che siamo... Abbiamo conquistato l'obiettivo Bravo. Ecco, purtroppo aerei qua non ce ne sono nel canale di Suez. Allora, partiamo stavolta dal frontone opposto. Cerchiamo di riprendere A, perché se li prendiamo da dietro, come hanno fatto loro prima quando avevo il furgone. Ecco, ci stanno fregando pure B. Vediamo, vediamo un po'. Torna nella zona di Sì, combattimento. sì. Zona di combattimento. Sì, siamo leggermente in vantaggio, però recupereranno più presto se non prendiamo A. Quindi vedo di essere più rapido possibile. Forza, forza. Qualcuno ci ha visto. Forza. Torna nella zona di combattimento. Era meglio passare dall'altra parte. E allora, speriamo di passare inosservati. Qua in mezzo alle dune abbiamo un altro aiutante nella nostra grande missione. Attenzione, abbiamo l'obiettivo A, che forse sarà nostro. E vai, buttati a terra. Biraz mühimmat. Al bakalım. Amico mio, qua c'è un po' di vita anche per te. Vediamo se me la Senin fa için dare, ecco. sıhhi yardım çantası. Guarda di là. Ma ci hanno visto. Abbiamo Vabbè. conquistato l'obiettivo Charlie. Chi c'è qua? Vabbè, sì, è arrivato qua. Quanto occorre per far esplodere quella bomba? Vabbè, è arrivato tutto il battaglione, avete visto? Però, visto che si è spostato tutto verso A, abbiamo avuto l'opportunità di prendere C. Quindi, ragazzi, guerra combattuta. Vediamo se possiamo ora dare una mano qua. B, anzi, Ale B. Oh. Là, lascia in pace al mio amico. Guardate a quell'altro, guardate a quell'altro. No, in mezzo alle gambe. No. Benissimo. Vai, vai. C'è qua, che tutti stanno scalando questa torre. No, arriva la nebbia, siamo morti. Possiamo posare il cecchino. Qualcuno ci spara, qualcuno ci spara. Oh, è passato uno. Oh. Mamma mia. No. Vabbè, ma dov'era questo? Vediamo un po' come siamo messi. Voglio vincerla questa partita, perché stiamo giocando benissimo. Siamo secondi o terzi, che siamo? Quarti? Vai, prendiamo almeno D. E io dove mi metto? Mi metto qua, dai. Dai, prendiamo. Abbiamo Dai. conquistato l'obiettivo Delta. Delta. Qua mettiamo una bomba, ogni tanto servono qua, così. Ma adesso con tutta questa polvere, tempesta di sabbia. Mamma mia, quanti ce ne sono. Ce ne sono tantissimi. Dikkat eyleyin makinalı tüfek.
Bakın. Ma dov'era? Era qua. Ma adesso è un po' più complicato. Mi sa che dobbiamo cambiare strategia. Ormai con la nebbia è un po' più difficile. Quindi passiamo all'assalto. Cerchiamo di riprendere qualcosa. No, 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 Nolli, 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 che siamo morti qua. Che brutto punto, che brutto punto. Vabbè. Vediamo di sfruttare questa nebbia, ma... Stiamo perdendo. Orada bir makine ölecek. Ah. Vabbè, niente. Brutta posizione, mannaggia a me che sono spawnato lì. Vedo adesso di fare il giro. Quanto stiamo? Stanno vincendo loro. Oh, una partita in testa a noi. E adesso ovviamente gli ultimi 30 punti vanno avanti loro. Ma è proprio una cosa... Qua tutti con i mortai. Ma ragazzi, penso proprio che ormai la vedo dura. Anche perché non si vede più niente. Vediamo se possiamo portare a casa qualche ultima kill. È finita. Vediamo un po'. Facciamo l'ultima. Ah, ok. È finita, sconfitta. Però ci è mancato poco. Sì, 10.000 punti, va bene. Peccato perché con la vittoria avremmo fatto davvero molto di più. 26 minuti di partita, non male. Vediamo un po'. Mi dispiace un pochettino perché siamo stati in vantaggio per tutta la partita e poi siamo andati a perdere così. Cioè veramente loro hanno fatto questo sorpasso alla fine. Abbiamo preso anche un battle pack. Vediamo un pochettino qui come siamo messi. Ecco, abbiamo preso la stella. Ecco qua, 100 uccisioni. Abbiamo fatto 27 uccisioni. E vediamo un po'. 12 morti, non male proprio veramente. È il miglior, penso, scout. Anzi no, giocatore di squadra, 491 punti. Bene, bene. Va bene, ci becchiamo ragazzi al prossimo video. Ciao a tutti.